sicuro. 11-10. Vittoria all'ultimo respiro per i Leoni del Benetton che vincono il derby tricolore natalizio di United Rugby Championship contro le Zebre dopo una partita sofferta e complicata, risolta solo nel finale. In uno stadio di Monigo sold out con oltre 5.000 tifosi sulle spine, il Benetton non ha offerto lo spettacolo atteso, rischiando di vedersi scivolare il risultato tra le mani fino all'ultimo calcio che vale l'11-10 e salva la partita contro le Zebre che hanno giocato determinate al sorpasso e c'erano quasi riuscite. Benetton in difficoltà con un gioco che ha evidenziato poca concretezza, ne è consapevole coach Bortolami. Sono 2-15 simili che hanno giocato settimana scorsa e questa, ma due prestazioni molto diverse, anzi oggi probabilmente non abbiamo meritato di portare a casa questa partita se siamo onesti con noi stessi, ma è meglio vincere che perdere. Penso che per come si era messa poi nel secondo tempo ottenere i 4 punti era il massimo che potessimo ottenere e per cui va dato credito ai ragazzi di averci creduto fino all'ultima racca a 10 secondi dalla fine e riuscire a portare a casa l'ultimo calcio per mettere il naso davanti e ripartiamo da qui. Sicuramente in settimana i ragazzi saranno molto onesti a riconoscere quello che possono fare meglio. Ora inizia una settimana che dovrà essere di grande lavoro per i Leoni. Il 28 si torna in campo nella nuova sfida con le Zebre, stavolta a Parma. Oggi sicuramente non abbiamo espresso magari il massimo delle nostre qualità e dobbiamo cercare di far meglio settimana prossima. Ovviamente in settimana lavoreremo per migliorare quello che oggi magari non abbiamo fatto nel migliore dei modi.